La rassegna stampa. Ciao, sono Alessandro. Vorrei dedicare una canzone a mia sorella, una canzone di Olly. Ciao! Oh, molto bene, molto bene. Allora, richiediamo, dai, dediche richieste, diamoci da fare. Inviate un WhatsApp al 340-6709-659. C'è Francesco in regia che si dà da fare come non mai. Vediamo. Ci sono già, ecco che stanno arrivando dediche, richieste, messaggi, proteste. Sempre le proteste ci sono, non mancano mai, veramente. Però vedi, è bello lavorare in radio perché a volte ci sono questi flashback, la gente ha voglia di passato. Avete sentito che sono tornate di moda le dediche, c'è Radio Birichina che ti fa queste cose, anche Latte Miele, e si ritorna indietro perché forse ci siamo accorti che ci siamo spinti un po' troppo avanti. E vedi anche Radio Libertà, noi che non ci siamo mai spinti troppo avanti, ha un successo molto particolare perché noi siamo una radio che parla tantissimo, ma nello stesso tempo ascolta. In qualunque momento potete inviarci un messaggio WhatsApp al 340 6709 659, noi ve lo mandiamo in onda e cerchiamo di accontentarvi anche con le richieste musicali, certo, magari non adesso che c'ho la rassegna stampa, però nel corso della giornata c'è Natalia al pomeriggio che vi accontenta. Il buongiorno vi arriva da Sammy Varin. Nessuno si è ricordato del 24 maggio. Viva l'Italia! Francesco, sospendiamo le trasmissioni. Via. Mormorava calmo e placido al passaggio. Canta. Vai. L'esercito passava senza giungere la frontiera. Bisognava andare avanti, su diventando dalle avanti sponde, soppresse le mormorio dell'onde, come un presagio dolce non si fiera, Il piave mormorò. non passa lo straniero. Zan, non passa lo straniero, zan. Questa l'ho imparata anche alle elementari, Sì, insieme a quella dei partigiani o Bella Ciao, per fortuna mi hanno fatto cantare anche questa, ma ai tempi non c'era polemica, cioè era normale imparare Bella Ciao. Io mi ricordo, fui anche collaborazionista perché, adesso vi dicono, mi sputtano così, portai il registratore, sapete che io ho sempre giocato con radioregistratori, cineprese, se lo ricordano i miei amici storici e i miei primi ascoltatori, portai il registratorino in classe proprio per far sì che la maestra mettesse dentro la cassetta e ci facesse imparare a memoria. Sì, lo ammetto, la canzone, ok, non la ripeto, no? Questa, la leggenda del Piave, appunto. Buongiorno da Sammy Varin, come vedete una trasmissione piuttosto strana quella che avete scelto di ascoltare, non è la solita rassegna stampa lagnosa, rognosa, appiccicosa, perché comincia a far caldo, bestia che caldo qui al nord, e siamo appiccicosi già a quest'ora del mattino. No, cerchiamo anche un po' di fare un sorriso ogni tanto, ci proviamo e lo facciamo naturalmente con la vostra complicità al 340 6709 659. Scrivetemi quando volete, commentate le notizie del giorno, commentate l'attualità e io vi metto dentro nella nostra rassegna stampa. Non passa lo straniero. Potrebbe essere il claim di queste ore, visto che ancora oggi e questo pomeriggio si vota non in tutta Italia. Adesso non alzate il culo al divano, andate a votare. Oh, sveglia! In alcune grandi e piccole città italiane si vota per le elezioni amministrative. Non passa lo straniero è il claim che potrebbe esserci scritto domani, così come magari no sui quotidiani. Perché? Perché abbiamo visto che
molti partitun di sinistra si sono uniti agli islamici in attesa di un vero e proprio partito islamico. Ci sono tanti candidati islamici e la cosa fa un po' impressione. Ci sono sempre stati, ma adesso cominciano a essere tanti e soprattutto dicono cose. Soprattutto ha fatto impressione la lezioncina che hanno dato a quelli del Bangladesh, spiegandogli per filo e per segno come si vota, ma dicendogli anche chi dovevano votare, PD e il nome e cognome, roba che noi non siamo così bravi, noi siamo veramente siamo dei boccaloni noi. Bene, anzi male. Vediamo come aprono i siti, perché c'è una tutt'altra verità nei siti internet, quella dell'attualità, parlando di guerre, con Rubio che dice oggi possibile accordo o risolveremo in altro modo la guerra con l'Iran, garanzie per Israele, petrolio in calo del 5%, questa è l'apertura di Repubblica, quindi niente di nuovo, ma la solita speranza, si spera che facciamo la pace, l'accordo si fa, non si fa, e queste sono cose di cui avete ormai capito seguendomi, io tratto superficialmente, perché dopo 5 minuti che ho detto una roba si fa l'esatto contrario. Sappiate che si sta trattando, sappiate anche, scrive oggi il Corriere, che qualunque cosa succede non è che da domani adesso aprono lo stretto di Hormuz, tutto torna normale. Oh, ma sei matto! Intanto però il sito del Corriere mette in apertura una notizia che contiene anche al suo interno in versione cartacea, quella del primario di Piacenza accusato di abusi sessuali. Praticamente questo, cioè non faceva passare 5 minuti che non cercava di farsene una, e con tutto il rispetto uno dice fortunato lui, sì, però sul posto di lavoro, ragazzi miei, almeno 8 vittime nel suo reparto, ma l'ordine dei medici gli revoca la sospensione. Cioè era stato sospeso praticamente, ma dopo un tot di tempo è stato reintegrato almeno nella professione, quindi non potrà più esercitare pubblicamente, ma lavorerà in uno studio privato. Chiuse le indagini preliminari sull'ex primario di radiologia Emanuele Michieletti, 10 anni di violenze su un'infermiera. Questa è l'apertura del sito del Corriere. Poi, come vi dicevo, l'Iran, ancora troppe divergenze, Rubio, accordo possibile, e poi la storiella di Hormuz, perché uno dice iniziamo bene la giornata, la settimana, dai, sono gli ultimi giorni di scuola, ragazzi, resistete, mi raccomando, poi cerchiamo di farla andare bene. Se non dovesse andare bene non è la fine del mondo per nessuno, la vita prosegue, l'importante e aver voglia di andare avanti, non fermarsi, e poi se arrivano, com'è che si dicono, i debiti oggi, che è una roba già che uno pensa subito quanto devo pagare, i debiti a settembre o a fine agosto, ce ne freghiamo. Hormuz e gli altri 6 stretti, chi controlla il commercio globale e quanto incassa. Oggi è lunedì e c'è Milena Gabanelli sul Corriere che fa i conti, ma soprattutto è subito sotto petrolio, prezzi, traffico, quanto occorrerebbe per tornare alla normalità se Hormuz riaprisse. Nel senso che se oggi Hormuz dovesse riaprire, non è che tutto torna. No, perché nel frattempo tutte le modalità sono cambiate, poi c'è lo sminamento pericolosissimo, le assicurazioni che chiaramente non è che non vedono l'ora di assicurare la nave che passa con le mine che sono lì sotto pronte a esplodere, quindi è un qualcosa che ci vorrà tempo, ma ci fa piacere, va bene, ma che buone notizie che ci dà il Corriere in apertura di settimana. A sorta, giro quotidiano, signori, e mentre il nostro Francesco si sta pian piano calando cose, i pantaloni, calando la sua tisana, eccola, mesce la tisana, che gli dà forza, chiaramente, la forza di alzare, abbassare i cursori. Io mi tuffo sul quotidiano Il Giornale questa mattina. Ci sarà pure un motivo, dite voi? Sì, perché a proposito di non passa lo straniero, zum zum, e il Giornale mette proprio questa cosa in apertura.
come andranno a finire queste elezioni, che non sono importantissime, eccetera, però daranno comunque un segnale. Cioè, io sono curioso, ad esempio, ci sarà l'effetto referendum sulla giustizia? E al momento sembra proprio di no. Cioè, al referendum della giustizia tutti votiamo, e ce l'ha fatto fallire. Qui sembra sempre la solita cosa un po' moscia, almeno fino a ieri sera l'affluenza era più bassa del normale, cioè più basso del più basso, e la cosa chiaramente non ci mette di buon umore, oppure no? Questa è la prima domanda che vi pongo al 340-6709-659. Dobbiamo essere più felici che ci sia bassa affluenza a questo punto, visti i precedenti del referendum sulla giustizia? Islamici al voto in massa, pullman di Allah e propaganda ai seggi. Però c'è proprio da essere felici, ragazzi. Oggi urne chiuse in 743 comuni, ricordiamo si può votare fino alle 15 di oggi pomeriggio. A Venezia mobilitazione dei bengalesi, il caso del palestinese candidato dai 5 Stelle. A Venezia, uno degli oltre 700 comuni chiamati alle urne, va in scena la mobilitazione dell'elettorato islamico, pullman per portare i cittadini ai seggi e propaganda fuori dalle urne con un denunciato per avere spiegato ai suoi connazionali cosa votare. Cioè, capito? Questi tranquillamente, quei filmati che abbiamo visto, li ripetono poi in strada, in mezzo alla gente. Intanto fa discutere il candidato pro Hamas dei 5 Stelle in Laguna. La comunità palestinese lo vuole assessore alla pace. L'assessore alla pace, candidato pro Hamas. Devo fare un minuto di silenzio come minimo, cioè davanti a una corbelleria del genere. Bah. Siamo sul giornale. Da Arezzo a Reggio Calabria, le sfide chiave nelle città. I comuni al voto sono in totale 743, di cui 118 oltre 15.000 abitanti, lo sapete, quelle un po' più grandicelle, e sono previsti ballottaggi, chiaramente. Urne aperte fino alle 15. Sono 18 i capoluoghi di provincia che dovranno decidere i nuovi sindaci: Agrigento, Andria, Arezzo, Avellino, Chieti, Crotone, Enna, Fermo, Lecco, Macerata, Mantova, Messina, Pistoia, Prato, Reggio Calabria, Salerno, Trani e Venezia. Così la partita delle amministrative, che si concluderà oggi pomeriggio e sapremo qualche cosa. E chissà se quel qualcosa potrà anche influire sul governo, perché alcuni giornali hanno ancora impressa la battuta di Matteo Salvini che potrebbe cambiare qualche cosa, ci sono così grandi problemi economici che potrebbe cambiare qualche cosa, e sai che lui non intendeva del risultato elettorale, ma intendeva problemi economici. Ma di tutta l'erba un fascio facciamo noi giornalisti, che non sappiamo più a cosa aggrapparci. Siamo sempre sul quotidiano Il Giornale. SOS Integrazione, Valditara, e oggi intervista Valditara che dice basta alibi per i violenti. Ok, basta alibi per i violenti, perché abbiamo visto delle scene pazzesche. Io pensavo fossero finte, perché ormai tutto quello che vedi adesso su TikTok, su Instagram, cioè l'80% è roba finta fatta con l'intelligenza artificiale. Io non so più a chi credere, come cantava quell'antipatico di Biagio Antonacci, che io non ho mandato perché odiava i leghisti chiaramente e era stato buttato fuori musicalmente da questa radio. Torniamo alla partita delle comunali, pagina 8 e 9, siamo sul quotidiano Il Giornale. Sono partito da questo perché se ne occupa bene di questa partita, e poi c'è un'intervistina, anzi due interessanti. Urne per 6 milioni in palio, Venezia e altri 17 capoluoghi. Affluenza in calo, scrive Il Giornale, con il colloquio insieme ad Antonio Noto sondaggista, che dice: oggi si potrà capire se il referendum è stato politico o no. Qui si decide lo stato di salute delle coalizioni. Oltre 6 milioni e 600 mila elettori per 895 comuni, di cui 20 capoluoghi di provincia,
ma soprattutto questa tornata di elezioni comunali è il primo test dopo il referendum sulla giustizia e il penultimo prima della sfida delle elezioni politiche del 2027. Dunque di vincere, mentre a Venezia tocca capire cosa accadrà dopo le vicende giudiziarie che hanno coinvolto Luigi Brugnaro, se avranno un impatto oppure se non ce l'avranno, come è accaduto alle ultime regionali in Calabria. Poi lo sapete, a Venezia c'era il centrodestra e quindi la stessa cosa lì, capire se il centrodestra potrà tenere la situazione, contando che a Venezia sono anche successe cose, la Biennale e questa e quell'altra, la famosa maestra che è stata cacciata, che non sto a ricordarvi. Sono robe che possono influire sul voto locale? Punto di domanda. A Venezia passaggio chiave per il dopo Brugnaro, scrive il giornale. A Mantova i 5 Stelle corrono soli, lista Vannacci a Vigevano. Salerno, De Luca oscura al PD, Avellino, Lega contro Fratelli d'Italia, Forza Italia. A Reggio Cannizzaro, Firenze, scusami, a Reggio Cannizzaro, Firenze, sfida la sinistra e gli scettici del Ponte, forse era Forza Italia. Come per Messina, anche per Reggio Calabria la sfida elettorale è giocata in buona parte sul tema del Ponte. Nel capoluogo calabrese l'obiettivo del centrodestra è rendere omogenea la filiera, conquistare il comune dopo aver ottenuto il bis in regione. Francesco Cannizzaro, ecco Forza Italia, è il nome scelto per la sfida con Domenico Battaglia, attuale sindaco facente funzione dopo il passaggio di Giuseppe Falcomatà, PD in Consiglio regionale. Va bene, tutto chiaro, e ci sono tanti riquadretti a pagina 8 e 9 del quotidiano Il Giornale. Ad Arezzo il centrodestra difende il lavoro di un decennio. Abruzzo e Marche, l'ex vicepresidente del CSM per la poltrona di Chieti. In Sicilia Denna un Dem corre senza il PD. Messina 7 liste per Scurria. In Sardegna a Tempio Pausania la gara è tra i 3 ex primi cittadini. In Puglia il PD vuole fare il bis ad Andria, niente campo largo a Trani. Chiaramente, signori, se avete parenti o amici che abitano in città dove si vota, mi raccomando, un messaggino, alziamo il culo dal divano, entro le 15 di oggi andiamo a votare, anche perché c'è l'incognita quest'anno più che mai dei Bangladem. I Bangladem sono gli immigrati che votano PD, e non ci sono solo quelli del Bangladesh, ragazzi miei, ci sono musulmani di ogni dove che sono stati infarciti di notizie. Questi sono bravissimi davvero, è come il clandestino appena sbarcato che subito c'è l'avvocato che gli dà il biglietto da visita e ci pensa lui. I Bangladem mobilitati a Venezia è rischio brogli, scrive a pagina 10 il quotidiano Il Giornale. Coi pulmini alle urne la comunità schierata con il PD dà indicazioni di voto ai seggi. Un cittadino identificato e sentito in caserma. Le elezioni a Venezia hanno regalato un quadro che chi vigila sulla sicurezza definisce inquietante. La mobilitazione è stata impressionante, con decine e decine di macchine messe a disposizione della comunità islamica locale per portare alle urne i propri elettori. C'è roba mai vista. Da casa al seggio e poi di nuovo a casa, con autisti dedicati che dovevano accertarsi che nessuno fuggisse da quello che loro ritenevano un dovere imprescindibile. Però che bravi, diritto al voto, peccato che diritto al voto se voti PD. I candidati bengalesi sono 7, tutti in quota PD, e la comunità su cui possono contare di circa 14.000 persone. Pensa come possono spostare il voto. Ma va considerato che in generale la popolazione di fede islamica tra Mestre e Venezia supera quota 30.000. Ma questo è nulla se pensiamo a rischio brogli, che in più di un'occasione è stato denunciato ieri da chi sorvegliava la zona e ha chiamato le forze dell'ordine. Questi ultimi infatti sono riusciti a identificare un cittadino titolare di un'attività della zona che in prossimità del seggio andava in giro con il facsimile della scheda spiegando nel dettaglio il candidato da scegliere.
Brrr, se sarà l'aria condizionata, va bene. E siamo in taglio basso, signori, sempre sul quotidiano Il Giornale, perché c'è un altro caso. Roma Capitale Propal, pronto il maxi raduno con i fondi dell'Europa. Oh, sono agguerriti questi Propal, e sì che capito? Ieri sera in TV hanno spiegato, insomma, sempre su Rete 4, ormai ultimamente si occupano solo della flotilla su Rete 4, a qualunque ora del giorno o della notte c'è solo la flotilla, e qualcuno è stato coraggioso e ha detto: oh, ma non è che forse hanno un po' esagerato questi della flotilla, è stato un po' una, sto per dire una parola brutta, messa in scena, ne parliamo, se ascoltate questa radio ne parliamo, saremo solo noi a dirlo, perché su tutti gli altri canali, poverini, quelli della flotilla, i cattivi israeliani, sì, sono stronzi politicamente, israeliani sono stronzi, frase di Sammy Varin, ok? Se li fate incazzare, già sono stronzi di per loro, perché comunque sono stati perseguitati, hanno tutte le ragioni del mondo. Chiaramente, se li aizzate, se li fate incazzare, la stronzaggine esce e diventa fisica, ok? Più o meno avete capito. Fatto sta che la sinistra ha preso al volo questa cosa della flotilla, signori, sono diventati famosi in tutto il mondo e sono tornati tutti tristi e macciati, eccetera. Poi appena si giravano le telecamere, tutti allegri e spensierati. Com'è possibile? Sto scherzando, ma vuoi dire che sia vera questa cosa? Roma Capitale Propal, pronto il maxi raduno con i fondi dell'Europa. Oh, fanno un festone adesso. AVS e antagonisti al gran completo, e la star sarà Rima Hassan, accusata di apologia di terrorismo. Insomma, l'internazionale Propal arriva a Roma per dire stop al trattato UE-Israele. Capito? È quello che dobbiamo fare ormai, decidiamoci. Mercoledì nella capitale si riunisce lo Stato Maggiore degli Amici di Gaza, convocati da Alleanza Verdi e Sinistra, per un evento alla Città dell'Altra Economia, organizzato nell'ambito dell'iniziativa Giustizia per la Palestina e promosso dal gruppo European Left Alliance, con tanto di finanziamento del Parlamento europeo. Sebbene formalmente i gruppi parlamentari abbiano diritto a fondi per organizzare iniziative, è lecito chiedersi se sia opportuno che il Parlamento europeo finanzi eventi a cui partecipano figure estremiste come l'europarlamentare francese Rima Hassan. Dobbiamo continuare a parlare per la Palestina senza sosta, esortando l'Unione Europea a portare fine alla sua complicità con il genocidio di Israele in Palestina. Inutile che vi faccia vedere quelli che parteciperanno a questo evento, è abbastanza semplice immaginarlo: la relatrice ONU Francesca Albanese, insieme a Fatwa Barghouti, Monio Vadia, Enzo Iacchetti, ma c'è anche l'ex sindaco di Riace, e insomma quella bella compagnia, ok. Giro la pagina, signori, assolutamente sì, anche questa notizia vi fa pensare. Ex dirigente dell'OLP è in lista coi 5 Stelle e ora vogliono fare l'assessore alla pace. Amiad Yakba corre a Venezia coi grillini, spinto dai palestinesi locali fan di Hamas. Il pentastellato Pedullah si è ritrovato con la comunità del Veneto che elogia il capo dei miliziani Haniyeh, martire della Palestina. Fatto sta, signori, che qualcosa mi dice che ormai ce li ritroviamo da tutte le parti questi musulmani in politica, e sarà sempre più dura perché loro chiaramente vogliono la moschea. Giro di nuovo la pagina, siamo ancora sul quotidiano Il Giornale. Odio fuori controllo e clima jihadista, l'Europa non è più un posto per ebrei. 6 su 10 hanno paura. La fuga da Londra. Dopo l'esodo dalla Francia all'emergenza antisemita in Inghilterra, il caso Italia. Insomma, un nuovo esodo, la stagione dell'odio da frutti avvelenati, e gli ebrei tornano a sentirsi in pericolo. Se ne parla in un paginone quest'oggi con lo Zoom a cura di Alberto Giannoni sul quotidiano Il Giornale.
Giro di nuovo la pagina, il giornale è molto interessante comunque quest'oggi perché punta su quelle che potrebbero essere le nuove alleanze e i risultati di questa tornata elettorale amministrativa che sapremo in tempo reale questo pomeriggio. Restate sintonizzati su Radio Libertà. Scendo a pagina 14 a trovare il sottosegretario Alessandro Morelli, intervistato quest'oggi sul giornale. Salvata l'emittenza locale, dopo il PNRR il partenariato. Si parla naturalmente di soldi, di piccioli, di danè. Il sottosegretario dice: in finanziaria tutelato il comparto per far vivere i nostri editori. Si spiega che cos'è il CIPES, il racconto del 2025 fotografa quanto il governo si sia mosso in un'ottica di sviluppo, il dialogo, il risultato politico e storico, c'è un esecutivo che pianifica perché ascolta le proposte. Fabrizio De Feo oggi intervista Alessandro Morelli. Sottosegretario alla presidenza con delega al CIPES, lei organizza oggi un seminario dedicato alle emittenti radiotelevisive locali. Per quale motivo? La Lega è sempre stato un baluardo dell'emittenza locale che deve essere vista come la realtà chiamata da voci alle istanze dei territori. Ricordiamo che la Lega è stato il primo partito ad avere una radio e una televisione, eh? Eh sì, Radio Padania e Tele Padania, praticamente siamo diventati famosi 10, 15, 20 anni fa proprio per aver cominciato a fare la radio, quella vera, quella ruspante, non quella un po' fighettina tipo Radio Popolare o quella delle parolacce come Radio Radicale che trasmette tutto il giorno dal Parlamento, eccetera. Noi siamo stati la radio con i microfoni aperti 24 ore su 24, dove si capiva la realtà. Diceva Morelli, è sempre stata la Lega un baluardo dell'emittenza locale. È chiaro che il potenziale economico dell'emittenza locale è ben diverso da quelle delle TV nazionali. Noi ne siamo consapevoli e in finanziaria abbiamo salvato il comparto. Ora con questo convegno riproponiamo la necessità che dal canale 10 al 19 e nei canali molto più avanti del digitale continui a esserci la voce fondamentale delle TV locali. La diatriba è quella, sapete che con il telecomando della vostra TV nei primi canali ci sono le televisioni più fighe, più importanti, poi c'è una piccola parte di numerazione dedicata alle televisioni locali e qualcuno avrebbe voluto togliere quella piccola parte per darla tutta quanta alle TV importanti. Vi siete battuti in legge di bilancio contro i tagli delle TV locali, una battaglia che proseguirà? Sì, e il punto è come farlo. Non è facile la sopravvivenza delle emittenti locali strette come sono tra le TV nazionali e i canali TV in streaming, tutte le realtà che forniscono servizi direttamente via internet che stanno facendo terra bruciata sul mercato pubblicitario. Riteniamo utile che ci sia un vero e proprio coordinamento dentro Confindustria Radio TV che possa permettere di coinvolgere tutta l'emittenza locale affinché ci sia un focus costante sulle iniziative da mettere in campo per consentire la sopravvivenza dei nostri editori. Domani lei presenterà alla Camera la relazione annuale 2025 sul CIPES, organo del governo italiano che definisce le linee di sviluppo economico e approva i grandi progetti di investimento e le decisioni sulle grandi opere pubbliche, oltre alla programmazione dello sviluppo sostenibile. Qual è il suo bilancio? Risponde Morelli. Il racconto di quanto abbiamo realizzato nel 2025 dà lustro e fotografa quanto questo governo si sia mosso in un'ottica di sviluppo, di rafforzamento delle infrastrutture, di riqualificazione ambientale per la ricostruzione post-terremoto dell'Aquila, oltre ad aver prodotto la mega delibera da 134 miliardi dedicata alla sanità pubblica. Alla presentazione ci saranno molti dirigenti di aziende pubbliche e private perché è fondamentale che l'investimento pubblico rappresenti un volano per coinvolgere i privati e alimentare l'economia nazionale. Così Alessandro Morelli quest'oggi intervistato sul quotidiano Il Giornale. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Bella, bella meditazione musicale con il pianista delle ore 8 oggi. Andrea Calabrò con la sua Petite Valse ci ha portato a darvi il buongiorno anche a voi che avete acceso in questo momento la voce di Sammy Varin su Radio Libertà, se siete in auto nella banda DAB della vostra autoradio, se siete a casa accendendo il computer su radiolibertà.net oppure semplicemente schiacciando la app sul vostro telefonino. Così facendo potete ascoltarci e anche guardarci, perché siamo anche in diretta video sui social e avete la possibilità di scorrere insieme a me i quotidiani del giorno. Grazie a chi ci sta scrivendo al 340 6709 659. Arrivano le meditazioni sui miei pensieri e soprattutto su quelli dei quotidiani quest'oggi, e chiaramente sono meditazioni a volte arrabbiate. Se invece di avere a che fare con gli israeliani si fossero trovati di fronte la polizia morale iraniana, sarebbero spariti dalla circolazione quelli della flotilla. Altro che messi in scena, scherza naturalmente Marco da Milano. Ti dico, e quest'oggi per la prima volta sui quotidiani arriva il dubbio che abbiano un pochettino fatto una messa in scena questi. Ho detto un pochettino, fatto sta che per una settimana è stata la notizia su cui dibattere in tutti i giornali, telegiornali e soprattutto trasmissioni televisive. Si è spostata completamente l'attenzione, l'attentato islamico, ma per favore, ma per piacere. Giro la pagina e allora, tanto per darvi la sensazione, perché io metto sensazioni in questa rassegna stampa, ve le metto lì che si muovono sul vostro tavolo per farvi capire anche come tanti giornaloni cercano di sviarvi su argomentazioni che alla fine uno dice non c'ho più voglia di leggere, di ascoltare. Andiamo sul quotidiano La Verità. La Verità si basa proprio su ciò che è stato trasmesso ieri sera in TV e sulle indagini che riguardano l'attentato di Modena a Fuori dal coro, appunto andato in onda ieri sera su Rete 4. Trovati video del terrore nel cellulare di El Codri. La polizia scopre almeno un filmato di violenza molto significativo nel telefono di Salim. E poi c'è il padre. La figura del padre, tutte brave persone, integrate, gnignero, che scriveva testi in arabo contro il colonialismo occidentale. E sui siti jihadisti si loda all'attacco. Allah dia il paradiso a quel fratello. Perché? Perché hanno diffuso il filmato dell'attentato della macchina impazzita che travolge la gente, i crociati, e sui siti islamici questo filmato ha avuto un successone, ragazzi, amore questo. Zitto, va, questi sono pronti, te l'ho detto, ad attaccarci, a farcene di tutti i colori, e noi li ospitiamo, li lodiamo, li aiutiamo e li difendiamo. Sempre in centro pagina sul quotidiano La Verità ci mancava la professoressa Fornero, che schifa gli italiani legati a pensioni e casa, contrari all'immigrazione. Questa è la titolazione con Gianluigi Paragone del quotidiano La Verità di quest'oggi. Attenzione a Francesco Borgonovo, anche qua signori, altro argomento del weekend, per fortuna ripreso da alcuni telegiornali, quel famoso video dei Maranza che menano il professore. Ma erano fuori da scuola, erano ai giardinetti. Niente denuncia. Pure se danno botte ai docenti, i Maranza la fanno franca. Un gruppo di Maranza picchia dei docenti in un parco a Parma, ma il dirigente dell'ufficio scolastico sostiene sia meglio chiudere la questione. Niente denunce. I giovinastri di origine straniera si sentono autorizzati a spadroneggiare? Ecco la soluzione: lasciarli impuniti. Attenzione, guarda che non è una sciocchezza, adesso la destra scrive queste cose, eccetera. È una sensazione molto forte che sta cominciando a trasparire se avete figli o nipoti che frequentano le scuole medie e superiori. Ve ne state accorgendo. I professori e un po' più in alto vicepreside e presidi non prendono decisione. Al massimo li sospendono per qualche giorno, con la promessa, e questa è una cosa pissi pissi bau bau, che questa gente
a fine anno sarà bocciata e che l'anno prossimo chi si è ritrovato in questa classe un po' sfigata si troverà in una classe un po' più sfoltita, selezionata, perché loro rimarranno in prima, mentre tuo figlio, tuo nipote, per fortuna sarà promosso con gente un po' migliore sotto l'aspetto del comportamento. Ci metto qualche punto interrogativo, perché poi chiaramente i primini, quelli che arrivano per la prima volta all'istituto tecnico o in quello che è, si trovano questa gentaglia di fianco e sono terrificati, cioè non sanno più che cosa fare. La cosa terribile è che non sanno più cosa fare neanche i professori, il preside e il vicepreside. Quindi qualcosina bisogna pur fare. Siamo sempre sul quotidiano La Verità, che si occupa anche della pace di Trump, che sembra la vittoria dell'Iran. Avete avuto anche voi questa percezione? È tutto come prima, le donne andranno avanti a bardarsi, andranno avanti a non poter guidare, lavorare. Donald benedice un accordo con molte concessioni e rinvia i negoziati sul nucleare. Hormuz chiuso fino alla firma, tregua in Libano, Israele però protesta e intanto la Russia martella Kiev con i supermissili. Fatto sta, signori, che forse noi dobbiamo riaprire. Vi prego, riaprite lo stretto di Hormuz. Forse vogliamo solo questo a questo punto. Ci hanno ridotto in questo modo? Volete il petrolio o volete la libertà di queste povere donne, povere ragazze in Iran? 3 punti di domanda. Milano è uguale a Dubai, ma con i delinquenti. Attenzione alla star del web Parodi, che viene intervistato oggi sul quotidiano La Verità. Il modello Sala ha svaccato città a misura di ricchi e influencer. Roberto Parodi, ex banchiere, oggi campione di visualizzazioni sui social, demolisce il modello Milano di Beppe Sala. La città attira solo ricchi e influencer. Contro il crimine si usi la polizia locale, un piccolo esercito. Un paio di partiti di centrodestra avevano sondato la sua disponibilità a candidarsi a sindaco del capoluogo lombardo, ma io non corro per perdere. Signori, oggi il quotidiano La Verità intervista codesto Roberto Parodi, che io non conosco personalmente, ma che potrebbe essere un candidato sindaco al comune di Milano. Hey, 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 è il primo nome che sentiamo fuori dai soliti Lupo de Lupis, eccetera. Oh, chi lo sa che sia la volta buona che qualcosa si muova? Ditemi la vostra. 340-6709-659, eccoci qua, pagina 2, la notizia che ha fatto alzare il sopracciglio a tutti noi genitori, a voi nonni: botte dai Maranza e niente denunce. Così la scuola educa alla sottomissione. È successo a Parma, docenti malmenati da studenti stranieri, ma il dirigente invita alla comprensione dando un perfetto messaggio di resa. Se ne occupa Francesco Borgonovo, solo sul quotidiano La Verità quest'oggi. La Fornero ancora contro gli italiani. Gianluigi Paragone ci ricorda come l'ex ministro continua a prendersela con la popolazione troppo attaccata a casa e pensioni, capito? Perché vi interessa così tanto la casa e la vostra pensione? Ma dai, evita bene però di criticare i veri potentati conservatori e tutelati come gli Elkan. Se vi interessa, oggi Gianluigi Paragone sul quotidiano La Verità. Sul cellulare di Al-Qudri sono apparsi i filmati del terrore. Inchiesta shock ieri sera fuori dal coro. Nei dispositivi di Salim è stato trovato almeno un video di violenza molto significativo. Il padre inoltre redigeva scritti in arabo contro l'Occidente e sui canali jihadisti si esulta un'operazione nel cuore della terra dei crociati. E anche qui, ragazzi, roba potente, far vedere il filmato della macchina che ammazza i crociati modenesi, ha fatto battere le mani a tanti jihadisti per il mondo.
Voci dalla moschea, perché a un certo punto sono andati a interrogare l'imam della moschea. Era un incidente, non condanniamo l'accaduto, cioè quello che ha investito ha fatto un incidente. L'esperto però spiega: la guida zigzag dimostra l'intenzione del giovane in auto, cioè un atto terroristico, l'abbiamo capito tutti quanti, usato un metodo terroristico. Qui in Italia però abbiamo qualche problematicità tra giudici e magistrati, diciamocelo. Giro di nuovo la pagina, siamo sul quotidiano La Verità. Tra le interviste di quest'oggi vi metto sul tavolo quella di Fabio Mini, a pagina 9, il generale, ex generale in pensione. Kiev sostituisce i droni agli uomini, ma non basterà. Merkel ha ideato la trappola di Minsk, non può trattare con Putin. Il generale Fabio Mini, di 83 anni, ex capo di Stato Maggiore del Comando NATO del Sud Europa, già comandante della missione internazionale in Kosovo. Oggi molte cose sono cambiate. Nel momento in cui Trump annuncia il ritiro di 5.000 uomini dalla Germania, l'Europa deve fare da sola, risponde il generale. C'è un errore di fondo che ci portiamo indietro da tanti anni. Noi europei abbiamo sempre pensato che gli americani fossero qui con le loro forze militari per farci un favore o per affinità valoriali, quando invece è sempre stata una questione di interessi. Così inizia l'intervista a questo generale oggi sul quotidiano La Verità. Giro di nuovo la pagina e ragazzi, forse dovremmo conoscerlo, questo Roberto Parodi, intervistato a pagina 15. La Milano di Sala ha svaccato, sembra Dubai, ma col crimine. L'ex banchiere che ora spopola sui social dice: questa città respinge tutti tranne influencer e super ricchi. Io, candidato sindaco, non voglio correre per perdere. E questa è un po' la frase che dicono in tanti effettivamente, per quello che forse bisognerebbe far correre, a mio parere, mio personale, un politico, comunque uno che Milano la conosca bene, conosca le strategie politiche, e se perde non è la fine del mondo, nel senso che prosegue la sua attività politica. E invece basterebbe usare la polizia locale, dice questo possibile candidato a sindaco di Milano. È un piccolo esercito, ciclabili e auto elettriche sono per privilegiati. A 51 anni ho lasciato la finanza e ho avuto un colpo di culo. È Roberto Parodi, che anche a teatro col monologo "Non trovo parcheggio", che già mi pare sia abbastanza interessato alla città di Milano. Tutto da leggere, quest'oggi sul quotidiano La Verità, pagina 15, resoconto di Antonio Rossitto. Che magari salti fuori il candidato per Milano, preghiamo insieme, diciamo: dateci un sindaco di centrodestra a Milano. Dateci un sindaco di centrodestra a Milano. O state pregando, dateci un sindaco. Rido per me stesso. Sono a pagina 18 della Verità, un po' più leggeri. È bello ogni tanto fermarsi e scrivere qualche meditazione, qualche poesia. Sai che sto conoscendo gente che coraggiosissima, che a un certo punto della chiacchierata con me tira fuori il telefonino e mi dice: ma sai che mi sono messo a scrivere poesie, e mi rifila la poesia da leggere. Ragazzi, sono contentissimo. Sarà che sanno che io lavoro in radio, no? E che quindi magari dice, ci scappa l'intervista. No, non è per questo sicuro. Però è bello che ogni tanto ci fermiamo e meditiamo scrivendo qualche cosa, anche semplicemente avere un diario in cui scrivere: oggi mi è successa questa cosa. Lo facevate da piccolini? Io sì, io l'ho tenuto penso fino ai 18 anni, un diario in cui mettevo un po' quello che mi succedeva, quello che facevo, cosa combinavo, anche qualche poesia, qualche meditazione. Certo, poi si parlava di donne, naturalmente, c'era la classifica Scopon, per cui c'erano cose, sono fatti personali. Sammy, cosa racconti questo? Sì, le ragazze che con cui c'era più possibilità. Va bene, mi chiudo la parentesi. Carta, penna e un diario
la pratica che aiuta a conoscersi e curarsi. Signori, attenzione, qui c'entra anche l'aspetto psicologico. Fa bene alla mente scrivere di noi stessi. Pagina 18 della Verità. Le nostre giornate sono piene di impegni e spesso non abbiamo tempo per fermarci a riflettere. Per questo fissare i propri pensieri su un'agenda può essere terapeutico. Ne parla Gemma Gaetani quest'oggi sul quotidiano La Verità, ed è bellissimo fare questo pensiero, scrivere, non sul telefonino, scrivere proprio a mano, e in effetti ne parla a pagina 19, scrivere a mano ha effetti benefici anche sulla salute fisica, un'attività da riscoprire. Scrivere il proprio diario ha innanzitutto dei benefici psicologici, scarica lo stress, coadiuva il miglioramento personale, migliora la memoria, sostiene durante periodi molto impegnativi e anche molto duri, facendo sentire da una parte meno soli e dall'altra parte più padroni di una situazione che potrebbe anche destabilizzare. Ma tenere un diario può avere importanti effetti sulla salute fisica, non solo su quella psicologica, come per esempio rafforzare il sistema immunitario, ridurre la pressione sanguigna in caso di ipertensione, sentirsi giorno dopo giorno più padroni della propria vita in generale, delle sue parti belle come di quelle brutte. E voi, lo tenete un diario? Io personalmente sono uno di quelli che viene in radio con l'agenda. È già a settembre, la vado a cercare perché ho bisogno di portarmi avanti con gli appuntamenti già a gennaio, per cui una bella agenda dove scrivere quello che c'è da fare, magari anche quanto si spende, cosa si compra, gli appuntamenti, e nello stesso tempo aggiungerci anche qualche cosettina, come stiamo, come non stiamo, cosa pensiamo, cosa non pensiamo. Vi piace? A me sì. E fatemelo sapere. 340 6709 659, lo sapete, facciamo collezione di WhatsApp e poi li leggiamo in mattinata. Intanto sono un po' indeciso a questo punto, mi sono scritto che dovrei girare o su Repubblica o sulla Stampa e sono un po' all'impasse, che faccio tra Repubblica e Stampa. Io sono piuttosto conciatino, vado sul Fatto Quotidiano, facciamo così, di male in peggio. Manette e stangata ai giudici. Nordio fa esplodere le destre, ragazzi. Che paura il Fatto Quotidiano. Altra impunità. Il ministro e Forza Italia non si rassegnano al trionfo dei no. Fratelli d'Italia frena. In taglio alto, USA-Iran intesa vicina ma rinviata, i nodi sono Hormuz, uranio, asset, e poi la flotilla, abbordaggi e catture in cabina di regia, pure Netanyahu con Katz, il 29 aprile e il 18 maggio nel bunker dell'EDF. Se volete seguire la questione, se ne occupa il Fatto Quotidiano. Sì, a questo punto non posso più rinviare e devo per forza andare sul quotidiano La Stampa. Ci vado, Putin colpisce Kiev e sfida l'Unione Europea. Titolo principale. Putin bombarda pesantemente Kiev con una pioggia di missili e di droni, usando anche un'arma che può colpire l'Europa occidentale, mentre l'accordo tra Iran e Stati Uniti sembra vicino, ma la firma slitta. Trump offre garanzia di sicurezze a Israele. In centropagina la ferita del derby, scontri prima della partita, grave un tifoso bianconero, finisce pari, Juve niente Champions, se siete appassionati di calcio è roba vostra, ma c'è un trafiletto anche sul quotidiano La Stampa, il test comunali, affluenza in calo, Fratelli d'Italia, elite su Vannacci, affluenza in calo alle elezioni comunali, mentre Fratelli d'Italia alza un muro di fronte all'ipotesi di alleanza con il partito di Vannacci, che è poi uno degli argomenti di questi giorni. Ce li ritroveremo in Parlamento l'anno prossimo? Ci alleiamo con Vannacci oppure no? Ricordiamo che siamo proprio a pochissimi voti dalle sinistre che sono alleati cani e porci pur di vincere l'anno prossimo alle elezioni, e quindi
Giro la pagina e ormai sono qua sul quotidiano La Stampa, che faccio? E ci entro dentro. Navi italiane ad Hormuz, ma per la normalità serviranno mesi. Eccoci qua. Volevamo cominciare bene la settimana, c'è un bel solleone su Milano, sembra di essere in piena estate, stiamo allegri e invece per la normalità serviranno mesi. E qualcuno dice anni. Tajani, con la pace pronti a contribuire alla sicurezza nello stretto. Oh, lo dice Tajani, 2 cacciamine nel Mar Rosso in navigazione verso il Golfo Persico, signori. Ne parla oggi in 2 paginoni il quotidiano La Stampa. Girando la pagina mi trovo la Lagarde che dice: l'Unione Europea sa reagire, nessuna deroga al patto, il famoso patto di stabilità. La Presidente della BCE difende l'autonomia strategica europea. Sì, però se dice nessuna deroga al patto vuol dire che ancora una volta dovremmo fare da soli? Punto di domanda. E lo chiedo anche voi, sforamenti vari, eccetera. È il caso che l'Italia, con Giorgetti, e per fortuna Giorgetti c'è, cominci a fare da sola? Scrivetemi 340 67 09 659, anche voi nuovi ascoltatori, approfittate di questa vigilia di elezioni, alle 15 si chiudono i seggi, per darmi un vostro pensiero. A proposito, lo scrive La Stampa, pagina 14, l'affluenza è in calo, nel test coalizioni, gli occhi su Venezia. E poi a pagina 15, ma siamo sulla Stampa, dovete capirlo, il partito del pareggio tra Meloni, che teme di non rivedere Palazzo Chigi, e chi sogna l'accrocco post voto. La discussione sulle regole elettorali rivela un deficit di politica e lontananza dal paese reale, critica Alessandro De Angelis. Poi sulla Stampa i video per la Repubblica, lo sapete, il 2 giugno cavolo, oltre che essere 20 anni che Sammy Varin si è sposato, è anche la festa della Repubblica, festa del 2 giugno per gli 80 anni. Il Quirinale dà la parola ai cittadini, l'idea del Colle, video per la Repubblica, c'è Claudio Bisio, Riccardo Zanotti, Checco Zalone, Jasmine Paolini, tutte a fare video, speriamo ci sia qualcuno anche di non proprio che assecondi queste meditazioni. Giorgia e Marina, la convivenza forzata. Attenzione a pagina 17 della Stampa. Le incomprensioni con il Cavaliere, le battute su Gianbruno, le mosse sulla legge elettorale. Il rapporto tra le due leader è sempre stato segnato da diffidenza e caratteri diversi. Il retroscena di Ilario Lombardo a pagina 17 del quotidiano La Stampa, che un piccolo trafilettino lo regala Forza Italia. Responsabilità civile delle toghe, Forza Italia rilancia gli azzurri, proporremo un testo equilibrato, ma Fratelli d'Italia frena, serve prudenza, la Lega invece apre. Ancora al quotidiano La Stampa, un altro argomento interessante, perché succede, come se succede, che il boss comandi dalla cella. Se il boss comanda dalla cella, dai mini telefoni criptati alle visite dei familiari, così capiclani in carcere muovono carichi di droga, ordinano raid contro i rivali, stringono accordi criminali. Ma cosa li mettiamo in carcere a fare, signori? Su 63.940 detenuti, 9.000 sono in sezioni ad alta sicurezza, sono 741 quelli al 41 bis, ma girano tranquillamente i telefonini. Paginone a pagina 20 del quotidiano La Stampa, che poi dedica a pagina 21 il ricordo certamente di quel ragazzo che è stato ammazzato. Ancora non abbiamo capito se per razzismo, perché da quelle parti c'è una certa mafiettina. Bakari Sako era conosciuto come una persona mite, un gran lavoratore, bracciante agricolo maliano di 35 anni. È stato brutalmente assassinato all'alba del 9 maggio a Taranto da 6 giovani, di cui 4 minorenni. E viene intervistato un familiare,
mio fratello Bakari ucciso dal branco, non tornerò in Italia perché ho paura. Il familiare del bracciante ammazzato a Taranto da un gruppo di ragazzi, chiedo solo giustizia e rispetto. Nel vostro paese, per chi ha la pelle nera, è difficile anche prendere un pullman o passeggiare per strada. Sinceramente, non so dove viva questo, se vive a Taranto probabilmente ci sono altre problematicità. Qui a Milano normalmente avviene l'opposto se hai la pelle bianca, ma forse è il mio infinito razzismo che mi porta a questa meditazione. Attenzione all'incubo Ebola, il contagio si allarga, a rischio altri 10 paesi africani, e c'è solo un riquadretto per fortuna sulla stampa, se fa una pagina un po' più grossa chiaramente siamo in merda. Oltre 200 morti nella Repubblica Democratica del Congo, ma non è il Covid specifica, sempre nel riquadretto piccolo piccolo. Le Clarks, chi non ha mai avuto un paio di Clarks, signori? Scarpe democratiche. Bene, viene intervistato il presidente per l'Europa di questo marchio britannico, il marco Clarks. Le Clarks sono scarpe democratiche, le rilanceremo ma a prezzi più bassi. Non vedo l'ora di comprarmi un paio di Clark, non le ho mai comprate perché costavano troppo, così come le Timberland, ragazzi, noi ex paninari, le Timberland, e chi cacchio riusciva a comprarle? Ultimamente, negli ultimi anni, sì, ne ho comprato un paio, proprio perché c'è adesso Amazon, sono le volte che sono i super sconti, li ho comprate un paio, bellissime, sai, quelle tutte belle, colore, alte, eccetera, va bene anche quando c'è la neve, non ci sono più, me le ha fottute mio figlio Elia, che non vedeva l'ora di vestirsi un po' agli anni '80. Bravo Elia, ti presserò anche i miei stivaletti da John Travolta. Quindi attenzione alle Clarks, perché adesso vengono rilanciate a prezzi più bassi di quanto. Prima di fermarmi perché c'è la pausa, l'ultima segnalazione dal quotidiano La Stampa. Arrivano i soldi se ci becchiamo la coda, rimborsi in coda. A giugno, finalmente una buona notizia in questa valle di lacrime, Francesco, a giugno scatta il diritto ai risarcimenti per chi rimane bloccato in fila a causa dei cantieri autostradali, ma a pochi giorni dal debutto manca la app unica per le operazioni. Aspetta un momento che arriva, e i gestori potranno aumentare i pedaggi. Ti immagini se La Stampa non portava sfiga? Dal 1° giugno parte il rimborso automatico del pedaggio autostradale per i disagi causati da cantieri o blocco del traffico. Gli eventi non prevedibili sono esclusi, l'obbligo è sulle tratte gestite da un unico concessionario, per gli altri slitta a dicembre. Il calcolo dipende dalla lunghezza del percorso effettuato e dalla durata dell'attesa, è integrale solo a partire dalle 3 ore in coda, quindi rimborso integrale se avete fatto 3 ore di coda, e se poi vi fermate anche a dormire, certamente, spero di no. Un punto criticato è il recupero degli indennizzi con aumenti dei pedaggi consentito nel periodo transitorio, scomparirà dopo il 2030. Non avete capito niente? Ne parla oggi a pagina 28 il quotidiano La Stampa. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche, e il tuo medico le ha classificate come artrosi?
aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso se chiamate subito lo 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let it stay young, or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever young. Some are like water, some are like to hit. Some are a melody and some are the beat. Sooner or later, they all will begin. Why don't they stay young? It's so hard to get out without a cause. I don't want to perish like a faded horse. You feel like diamonds in sun, and diamonds are forever. So many adventures gonna happen today. So many songs we forgot to play. So many dreams swinging out of the blue will ever come true. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I wanna be forever young. Do you really want to live forever? Forever. Va bene, una bella meditazione musicale mattutina alle 8:37 con il buongiorno rinnovato da parte di Sammy Varina anche agli amici che ci seguono poi in altri orari. Il meglio o il peggio della rassegna stampa va in onda anche dalle 20 alle 21 la sera e poi su Facebook, su YouTube.
cercando Radio Libertà o ancora meglio Lega Salvini Premier, avete la possibilità di riascoltare questa rassegna quando e come volete, inframmezzata ogni mezz'ora appunto con artisti indipendenti sconosciuti che propongono un sottobosco musicale a mio parere profumatissimo. Forever Young, storica canzone degli Alphaville riproposta da Cecilia Quad. Trovate tutto quanto su tutti i siti internet e in particolare su YouTube. Con il buongiorno da Sammy Varini, il bello di questa chiacchierata mattutina che facciamo con Radio Libertà è che poi ci siete anche voi che inviate i vostri messaggi WhatsApp al 340 6709 659 e poi anche dopo le 9 ci telefonate al numero fisso 02 9294 7222 proprio per commentare le notizie del giorno. Sarebbe indispensabile iniziare a dialogare seriamente con la Russia. Ci sono troppi folli russofobi al comando in Europa. E poi c'è un messaggio audio. Cosa dice questo? Sentiamo. Sammy, buongiorno. Buongiorno. Che ne pensi di togliere il reddito di giornalanza, specie a quelli di Angelucci? Tan, ta, ta, tan, giro di nuovo. Ci manchi Gaber, scrive qualcuno. Gaber è sempre inserito nella nostra programmazione. Bravi islamici comunisti, svegliatevi, svegliatevi, destrorsi idioti, ci scrive questo, è vero? Ma su queste cose siamo troppo democratici, cioè diciamo alzate culo, andate a votare, ma non diciamo votate Lega agli islamici, che quelli regolari che lavorano eccetera avrebbero tutto da guadagnare, togliersi dalle scatole quelli che non lavorano, che rubano, che delinquono, che gli fanno fare anche brutta figura a chi lavora onestamente, e no invece vogliono restare tutti insieme, no? In Iran le donne sono più liberi che in Egitto o in Oman, andare per credere, scrive quest'altro. E poi la Fornero, quanto prende di pensione? Punto di domanda. Pietro, mi sa che per cambiare l'Italia e renderla più sicura ci vuole proprio il generale, questa destra è troppo supina al PD. Ma senti Pietro, chiaramente il giornale, il generale, cioè qualunque giornale adesso sta celebrando il generale Vannacci, ci mancherebbe, così come lo abbiamo celebrato noi quando è arrivato nella Lega, un comunicatore molto bravo e tutto. Sai qual è il problema? Questo è un mio parere personale, che poi comunque quando arrivi al governo devi fare il bravo. Devi fare il bravo, come la Meloni ad esempio, come Salvini che ha provato a non fare tanto il bravo, hai visto le inchieste perché aveva bloccato gli sbarchi e tutto quanto, cosa gli è costato non fare il bravo, e il bravo significa non agire secondo certe regole, quindi anche il generale più cattivo come Vannacci, se dovesse andare al governo dovrebbe diventare bravo. Questo è, secondo me, il problema dell'Italia. E non pensate che se vada sulla sinistra cambierà moltissimo, cioè cambierà nel senso che la sinistra aumenta le tasse, si inventa le tasse più pazzesche per chi ha qualche cosa di più, eccetera, mette dei divieti assurdi, ma per il resto, cioè anche se la sinistra va al governo, dovrà rimanere entro determinati canoni. Peccato che siano proprio quelli europei che si inventano burocrazia. La burocrazia l'ha inventata la sinistra per complicare la nostra vita e per essere sempre più nella M, perché se siamo nella M in Europa dal punto di vista energetico, sapete bene che la colpa è proprio di questa sinistra. L'energia atomica, che no, allora no, adesso c'è la sinistra in Italia, blocchiamo tutto quanto la destra sta facendo, capisci? Solo pale che girano, ma come girano le pale? Io sinceramente non ho paura di Vannacci il traditore, lo chiamo ancora così ma è una delle ultime volte, state tranquilli, penso che ce lo ritroveremo tranquillamente in Parlamento, ma penso che non si possa fare più di tanto, perché puoi urlare quanto ti pare, si girano tutti verso di te e a quel punto non puoi dire e fare più niente, altrimenti ci siamo già passati noi a fare battaglie contro l'Europa e poi abbiamo visto che la soluzione è cambiarla,
ma dall'interno questa Europa. Oh, questo è il mio parere. Se non siete d'accordo, 340 6709 659. Ma se dovete fare i bravi, che cazzo vi votiamo a fare? È vero, Ferdinando, è vero, ma questo, ripeto, glielo devi dire proprio al generale Vannacci, che dovrà fare il bravo. Dovrà fare il bravo, punto. E lo so, sono cose che fanno male, e ve lo dico subito, almeno lo sapete. Altro messaggio audio, sentiamo. Però Sammy, con rispetto parlando, quante puttanate che racconti della spagna stampa. Ma quante? Beh, ma lo so, mi ascoltate per quello anche, o no? Ciao Sammy, aprire la radio e sentire che le donne in Iran sono più libere di altri paesi musulmani trogloditi evidenzia l'ignoranza abissale, nonché la scemenza che infetta i celebri italici. Come sempre e da sempre, l'unica soluzione per salvare il salvabile è andarcene dalla cloaca massima Italia, creare la nostra nazione. Questo è secessionista. Caro fratello Luca, porta pazienza, prima o poi ce la faremo. Intanto vi sento belli frizzanti e la cosa mi piace, e allora come premietto, sai, come il premietto che dai ai gattini o ai cagnolini, vi porto sul Libero. Attenzione, deflagra oggi il quotidiano Libero, perché mette un sospettuccio che abbiamo avuto un po' tutti sulla vicenda della flotilla, che è stata celebrata per una settimana da giornali, telegiornali e soprattutto manifestazioni serali in tutte le trasmissioni. Che palle, chiaro che in Israele è passata dalla parte del torto, l'abbiamo capito, ma senti cosa scrive Libero? Lazzarone, alzati e cammina, la flotilla dei miracoli. Le misteriose guarigioni lampo degli attivisti dopo le foto in aeroporto, e c'è il giallo di quelli partiti da Israele in salute e arrivati in barella. Se ne occupano solo sul quotidiano Libero Tommaso Montesano e Corrado Cone a pagina 2 e 3. C'è anche la foto prima e dopo dell'attivista tedesca Nesrin Zeter. Secondo la flotilla il collarino era dovuto a una sospetta lesione cervicale, sospetto rapidamente svanito perché dopo era lì che ballava. Chiaramente, signori, noi crediamo nei miracoli e quindi sarà successo qualche cosa di bello, ha avuto un'apparizione, sparizione. Libero ci scherza un po', ma non tanto. Allora, prima di tutto a pagina 2 con il circo Propal, Sirri, attori, cantanti, No Global, Bonelli e Fratoianni schierano le loro star per il partito della flotilla. Mercoledì la kermesse antistato ebraico. Li stai facendo pubblicità, Sammy Varin? Un pochino. AWS vuole sfruttare la missione e convoca una maratona oratoria a Roma. Oltre alla solita albanese, arruolati Enzo Iacchetti, l'attrice Anna Foglietta, sul palco pure Casarini, Mimmo Lucano e la moglie del terrorista Barghuti. Roba buona, signori! Non vorrete andarci anche voi? E poi a pagina 3 gli attivisti Propal miracolati. Ecco la metamorfosi degli abusati, dalla barella alla resurrezione. Una flotillante tedesca guarisce in tempo record, mentre un gruppo di croceristi sbarca festoso a Istanbul, però si aggrava improvvisamente. Così vincono la guerra mediatica. Se credete ancora che la flotilla sia un'operazione umanitaria e che i flottillanti siano solo giovani con buoni sentimenti che vogliono aiutare un popolo oppresso, siete degli ingenui, scrive Corrado Ocone oggi sul quotidiano Libero, ma probabilmente sbagliate anche se credete che si tratti di una civile forma di protesta dettata dallo sdegno e dall'indignazione. Quel che ormai è sempre più evidente è che stiamo parlando di un'operazione mediatica, progettata e studiata da potenti centrali internazionali e finanziata probabilmente dalla stessa Hamas. Una campagna mediatica basata strutturalmente su fake news e post-verità che hanno il solo e unico scopo di avvalorare con esempi pratici costruiti ad arte la tesi di un genocidio israeliano su una popolazione inerme e della complicità di un Occidente capitalista, colonialista e guerra
guerrafondaio. Signori, articolone quest'oggi solo sul quotidiano Libero, che ti fa vedere prima e dopo lo sbarco da Israele dei flottillanti e poi l'uscita nel terminal, e questo è in barella. Chiaramente io dico sempre la verità sta nel mezzo, però il dubbiettino Ino ti viene. Pagina 10 di Libero, lo scontro sui provvedimenti di Conte, ora super bonus e truffe bloccano i tagli alle accise, la sinistra attacca il governo sui conti. Fratelli d'Italia denuncia l'intervento sui carburanti vale 2 miliardi, le frodi sui bonus del 5 Stelle ne costano 20. E la domandona del capogruppo di Fratelli d'Italia è: quante famiglie potevamo difendere se non ci fossero stati quegli sprechi? Rispondono i 5 Stelle: è colpa della destra che ha prorogato e gestito il superbonus. Ah però! Tommaso Foti, ministro degli affari UE, la coperta è corta, per finanziare da una parte bisogna tagliare altrove. Pensa se ci fosse sulla sinistra. Giro di nuovo la pagina 11 di Libero. Dopo il referendum, ora Forza Italia rilancia la sfida sulla giustizia. L'Azzurro Costa dice: a breve proposta sulla responsabilità civile dei magistrati. Possiamo solo che applaudire, L'unica cosa buona che Forza Italia dice da almeno 20 anni: cauti gli alleati, scherzo, Fratelli d'Italia chiede prudenza, la Lega dice buon senso ed equilibrio. Elezioni comunali, l'affluenza ferma al 34,5%, vi ricordo si può votare fino alle 15 di oggi e subito dopo sapremo già qualche cosa. E poi un'altra segnalazione che parla della famiglia del Bosco, un trafilettone a pagina 15 di Libero, parla Nathan, il papà del Bosco, Catherine vuole solo collaborare. Catherine è sempre stata lucida e oggi è pronta a collaborare per il benessere dei figli. È una persona piena di amore sia come moglie sia come madre. Questa prova ci ha reso più uniti, più innamorati, più forti di prima. Lo ha detto in un'intervista al programma televisivo Fuori dal coro su Rete 4 Nathan, il padre della famiglia nel Bosco. I due adesso si trovano nella nuova casa mentre i bambini sono nella casa famiglia a Vasto. Il caso della Ricina, una mente diabolica dietro l'avvelenamento, madre e figlia uccisa a Pietracatella, arriva una svolta nelle indagini, il sospetto non cade più all'interno della famiglia, è stata accusata una donna. Ed infine, in Emilia-Romagna, l'avete sentita nel weekend questa notizia, vogliono riaprire le scuole il 31 di agosto, da una parte carino perché comunque i genitori giustamente non sanno dove mettere i bambini, i ragazzi, e che rientrino in scuola per fare un po' di ripasso eccetera. È grasso che cola, ma si incazzano i balneari, pure gli albergatori. La decisione della regione Emilia-Romagna di aprire le scuole elementari il 31 agosto non ha provocato un consenso unanime. Il mondo del turismo a Rimini contesta la decisione, accusando di rischiare di far perdere un mese di lavoro, nel senso che bisogna ritornare a casa, riportare i bambini a casa, e non si fanno le vacanze in settembre, che poi costa anche di meno, di solito uno magari. Giro di nuovo, signori, si folleggia quest'oggi e folleggiamo anche con il quotidiano Il Tempo, che si porta avanti perché guarda cosa scrive: il manifesto islamico italiano. Da anni ne parliamo, il partito islamico tanto ben voluto da tutti voi finalmente arriva. In nome della resistenza, Hamza Picardo mescola nel suo ragionamento lotta politica e violenza, guerre e attentati contro i civili, conflitti e giustificazioni religiose. Il suo intervento del 9 maggio scorso al convegno Capire l'Iran è un documento pericoloso e da conoscere. Ovviamente, se queste cose le avesse dette un estremista di destra, sarebbe già stato inquisito in base alla legge Mancino. Se ne occupa oggi il quotidiano Il Tempo del manifesto islamico italiano, a pagina 2 e 3. Naturalmente anche il Medio Oriente in fiamme, Iran, USA, c'è l'intesa ma mancano le firme, Trump
prende tempo e io giro subito all'interno del quotidiano Il Tempo. Eccoli qua, i deliri di Piccardo, l'asse della resistenza da Hezbollah ad Hamas, il discorso a Roma al convegno Capire l'Iran dell'asse antiimperialista, venne il 7 ottobre che spazzò via molti giochi, smascherò le ipocrisie e i gruppi terroristici vengono definiti una forma innovativa di politica. Gulp. E non riesco più a parlare. Quel silenzio colpevole nella sacrosanta battaglia contro il male. E si parla dei fatti di Modena. Sono scomparsi dai media italiani. C'è chi teme di perdere voti e chi non capisce la gravità. E te l'ho detto io, adesso si parla soltanto della flotilla. Speriamo che passi questa cosa. Sì, hanno esagerato, forse da una parte e dall'altra, diciamo di sì, ma c'è anche una certa messi in scena. È vero, l'albanese non ride più, la Corte d'Appello USA ripristina le sanzioni, si torna a parlare di guai per la direttrice ONU a pagina 4 del Tempo, e in taglio basso in casa di Sanchez, l'idolo Dem, è una notizia sparita dai giornaloni progressisti. Schlein e compagni imbarazzati fanno finta di nulla. Quale notizia? È la notizia delle botte spagnole alla flotilla. L'abbiamo vista per qualche istante sui telegiornali, poi puff, è sparita. Così la sinistra italiana fa scomparire le botte spagnole alla flotilla. Si chiamano rimozioni. Per la psicanalisi è un meccanismo di difesa con cui il cervello esclude dalla coscienza fatti o ricordi traumatici che generano ansia o vergogna, da cui la scelta consapevole di nascondere l'evento. Se occhio non vede, cuore non duole. È l'esatta fotografia del comportamento tenuto dal campo largo di fronte alla sonora manganellata che gli agenti spagnoli hanno riservato a 6 attivisti della flotilla, rimpatriati a Bilbao dalla Turchia dopo essere stati rilasciati da Israele. La tensione è scaturita quando il gruppetto di Propal ha bloccato il passaggio attraverso un gate di arrivo, scatenando la dura reazione della polizia basca, che poi si è scusata. A distanza di ore le polemiche a Madrid continuano a tenere banco. Protesta ufficialmente la Global Sumu Flotilla. Ciò che è accaduto all'aeroporto iberico, una dimostrazione agghiacciante della repressione globale. Il famigerato modello Israele, se i poliziotti spagnoli hanno la mano pesante alla fine è colpa di Bibi. Su X il giornalista Laiza denuncia: hanno sospeso il mio account Instagram per aver documentato le violenze della polizia contro gli attivisti in solidarietà con la Palestina. Ma se in Spagna è tutto in fiamme, a Roma vige il silenzio della rimozione. I giornaloni progressisti, da Repubblica al Corriere, ieri mattina preferivano non dedicare al fatto nemmeno un titolo. E oggi non va assolutamente meglio, sappiatelo. Le elezioni amministrative, siamo sempre sul Tempo. Oggi il verdetto: Fari su Venezia e Reggio Calabria, affluenza in leggero calo, che è forse la notizia che ci riporta alla solita elezione ogni anno. Sempre meno vanno a votare. Lo spoglio delle 15 al voto 6, oggi alle 15 al voto 6,6 milioni di italiani aventi diritto. Attesa per De Luca a Salerno, Pistoia, Arezzo e Prato le sfide toscane, ben 37 comuni al voto nel Lazio, di cui 9 con più di 15.000 abitanti. L'appello figlio d'Apollo del Semivarina è quello: se avete parenti o amici in città dove si vota, fategli un messaggino. Hanno tempo fino alle 15. Accordo USA-Iran, gli ultimi ostacoli, il titolo principale del quotidiano La Repubblica, ma poi vogliamo subito all'interno a pagina 8: i volenterosi sono pronti, 4 condizioni per andare nello stretto, lo stretto di Hormuz. I paletti delle cancellerie. Dopo la tregua effettiva, la missione partirà solo con l'ok di Casabianca e Iran alla presenza della coalizione. Ne parla quest'oggi il quotidiano La Repubblica, che poi parla anche dei nostri militari. Il governo ora accelera sul voto in Parlamento, operazione con 400 militari. È un retroscena di Lorenzo De Cicco. La tentazione di portare già in settimana la risoluzione alla Camera per il via libera.
cacciamine venerdì a Gibuti dopo la sosta in Egitto. A Palazzo Chigi incrociano le dita, si spera che la tregua USA-Iran vada davvero in porto. Alla difesa preparano il piano operativo per Hormuz di sponda con la Farnesina per disinnescare le trappole marine che Teheran ha piazzato in questo braccio di mare nel Golfo, percorso accidentato per petroliere e mercantili di mezzo mondo. Quindi ci prepariamo a portare alle Camere la risoluzione, perché prima di inviare soldati ci vuole il voto del Parlamento. Stop di Lagarde sulla deroga al patto, naturalmente, ve l'ho detto, sono lì che ci guardano e quindi c'è poco da fare, ma possiamo fare lo stesso, perché per fortuna Giorgetti c'è. Deroga al patto, stop di Lagarde, l'Italia si attenga alle regole, ha detto la presidente BCE, che boccia la richiesta di un allentamento fiscale contro lo shock energetico. Per gli analisti, anche con l'intesa su Hormuz, serviranno mesi per la normalità. E chiaramente Repubblica ci dà una gioia di vivere incredibile. Intanto oggi è lunedì e è arrivato Ilvo Diamanti, non qui per fortuna ma sul quotidiano Repubblica. Il paese non si fida più degli States, vuole maggiore autonomia nell'alleanza. L'orientamento prevale anche tra chi esprime un giudizio positivo sull'attuale inquilino della Casa Bianca. Paginone quest'oggi sul quotidiano Repubblica, non è anti-americanismo ma anti-trumpismo. Bruxelles però resta un attore incompiuto. Siamo attori incompiuti. Anche su Repubblica, urne aperte per più di 700 sindaci, affluenza in calo al 46,3% e poi i 3 bambini nel bosco iscritti alla scuola pubblica, esame d'accesso a giugno. I più piccoli in seconda elementare, la grande forse in quarta e oggi gli ispettori portano la relazione al ministro Nordio. Ecco il paginone a pagina 20 di Repubblica e i più piccoli quindi vanno in seconda elementare, la grande forse in quarta. Le 2 questioni principali della querelle sui 3 figli della famiglia nel bosco, l'iscrizione alla scuola pubblica e la necessaria socializzazione per una loro crescita armoniosa, hanno conosciuto nel fine settimana novità importanti, meglio sono diventate pubbliche scelte affrontate per tempo che in queste ore avevano dato spazio a nuove polemiche tra le parti. Oggi paginone su questo argomento sul quotidiano La Repubblica. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Prigionieri della libertà, quanta ipocrisia nella realtà, che galleggiano lungo i rivoli di quei cuori freddi e indifferenti e morti già. Tanti visi spenti e scuri dentro che mi fanno male e mi confondo dell'ambiguità. Nulla rimarrà prima che il risveglio mi accarezzi con la luna e va. Pensiero va verso una vita che stenta a salire senza gravità.
va, il tempo va, tra mille inganni invisibili e atroci, noi siamo qua, in balie di poteri che non ci appartengono e che distruggono la dignità, ma sopportiamo per non demolire la vita che va. Mille sono i nostri atteggiamenti, immersi in tanti sguardi curiosanti, scherzi a carnevale, tristi ai funerali, apparentemente buoni quando viene Natale. Cerco invano giustificazioni, tante forze nuove hanno valori, ma la cronaca che ci informa ancora mi sconvolge il gesto di ragazzi amati e soli. Si intitola Prigionieri della libertà, questa canzone che è più una meditazione del cantautore Mario Grosso. Il pensiero libero fa fatica a spiccare il volo fino a quando avremo prepotenti che calpesteranno la dignità di chi ha idee diverse. Questo mondo non potrà mai essere libero. Stiamo attraversando un periodo tremendo, ci stanno mettendo gli uni contro gli altri e questo fa comodo a chi detiene il potere e spesso per non demolire la vita che va facciamo buon viso a cattivo gioco, almeno per accogliere il buono che la nostra vita, che è comunque meravigliosa, ci dà la forza per andare avanti nonostante tutto. Un caro saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà, questa è la missiva che ci scrive il cantautore Mario Grosso. Qui Parlamento. E un caro saluto anche a chi sta andando verso Roma per cominciare la settimana politico-parlamentare, il capogruppo della Lega e capo della Lega in Piemonte, Riccardo Molinari, buongiorno. Buongiorno Sammy, un saluto a tutti. E allora, oggi parto dal quotidiano Il Giornale, che è l'unico che mette proprio in bella evidenza la realtà politica di quest'oggi, la realtà delle elezioni amministrative di quest'oggi. Oggi si chiudono alle 15 le urne in 743 comuni, si vota in importanti realtà italiane, ma anche in piccoli paesi, e la realtà che ci ficca il giornale in prima pagina è quella degli islamici al voto. Islamici al voto in massa, pullman di Allah e propaganda ai seggi. Abbiamo visto sui social degli esempi di quello che è avvenuto e sta avvenendo in questo giorno. Islamici che vengono proprio informati per filo e per segno su come votare. Noi ci proviamo in televisione, anche qui in radio, ma gli spiegano pure chi votare, quale partito e quale persona. Troppo avanti decisamente. Secondo te, Riccardo, avrà un risultato? Ci saranno dei risultati elettorali dopo tutti questi islamici al voto? Perché in alcune zone cominciano a essere tantini e direi che questo è il preludio di un certo partito islamico. Se adesso magari ci sono alleanze con chissà chi, magari in futuro questi potranno andare al voto da solo e si mette male, o magari potrebbe essere un bene per il nostro paese. Riccardo Molinari. Beh, allora, bisogna sempre fare delle distinzioni, nel senso che è chiaro, sappiamo tutti, nelle nostre comunità
persone straniere di origine, di varie origini, insomma, anche di religione diversa, religione musulmana, ma altro, ce ne sono tante, e ci sono anche persone perfettamente integrate. Io ricordo che, per dire, la Lega è stata il primo partito, nonostante abbiamo sempre avuto una posizione estremamente rigida sull'immigrazione clandestina, sulla difesa della nostra cultura, a portare uno straniero in Parlamento. Noi avevamo portato la scorsa legislatura Tony Uobili a diventare senatore della Repubblica, perché si parlava appunto di uno straniero perfettamente integrato che aveva fatto attività politica e altro. Quindi un conto sono, diciamo, gli stranieri, o anche candidare stranieri che hanno queste caratteristiche, quindi persone che sono perfettamente integrate, che hanno il loro lavoro, che fanno un discorso religioso magari a casa loro, magari non sono neanche credenti, che sono integrati nella società e aderiscono a un progetto politico perché credono nel progetto politico. Un conto, e come vediamo a Venezia, e come purtroppo fa il PD molto spesso, è candidare persone proprio per la loro fede religiosa e come candidati etnici, cioè come candidati che hanno lo scopo di mobilitare le persone della loro comunità, della loro etnia, e non in nome di un'integrazione o del credere in un partito, ma proprio nel nome del rappresentare le loro diversità, dell'essere, diciamo, portavoci delle istanze di una comunità che non vuole integrarsi. E qui vengono appunto i corsi dove nella loro lingua spiegano come votare, le scene dei pullman, eccetera. Sono due cose, ecco, molto diverse. Io credo da una parte non dobbiamo fare tutto l'erba un fascio, perché non è che tutti gli stranieri vivono così, e ripeto, ce ne sono tanti che sono integrati e sono membri attivi della società. Un conto è come fa appunto il PD, quello di cercare di puntare sul voto etnico senza neanche nasconderlo, perché quando appunto si fanno i volantini in un'altra lingua, si fanno i corsi, come giustamente raccontavi tu, e non si cerca neanche di nascondere questo, cioè ci sono persone candidate solo con lo scopo di portare quel tipo di elettorato. Ecco, questo è molto pericoloso, per rispondere alla tua domanda, perché il rischio è davvero che si arrivi, come abbiamo visto in Inghilterra, purtroppo in tante città, o in Belgio, dove queste persone non diventano componenti di un partito integrate, ma diventano fondamentalmente, portano avanti una sostituzione di quella che è la classe dirigente, non nel nome di valori politici, ma nel nome dell'etnia. Questo è pericoloso. Chiaro, chiaro, chiaro. In generale penso che sono gli estremismi quelli che davvero dobbiamo evitare di qua e di là, senza pensare poi chiaramente, con tutto il bene che vogliamo alla destra o a sinistra, che se uno è immigrato non è che per forza deve votare a sinistra, così come se uno ha altri gusti sessuali non è che è obbligato a votare PD, perché se ha altri gusti sessuali ne abbiamo anche noi all'interno della Lega. Quale problema c'è? Si vota Lega, si porta avanti le idee della Lega. Chiudiamo però la parentesi, giustamente l'appello è quello: votate PD, votate Lega, andate a votare entro questo pomeriggio alle ore 15, se il vostro comune vi attende. Intanto però la settimana parlamentare, cosa si muove questa settimana in Parlamento? Ci sono voci anche che potrebbe arrivare da votare, i soldati da mandare nello stretto di Hormuz se tutto dovesse proseguire, siamo di turno, Molinari, dobbiamo dragare coi dragamine, speriamo bene, e per il momento cosa bolle in pentola in Parlamento? Per adesso diciamo che questa settimana prevede l'approvazione della riforma dell'ordinamento forense, e abbiamo poi una proposta di legge sulla programmazione edilizia residenziale pubblica, testo unico sulle terapie digitali, e direi che poi c'è la relazione della 14ª commissione, quella dell'Unione Europea, quindi c'è, diciamo, la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, e poi avremo delle mozioni sul patto di stabilità e sugli armamenti. Però insomma, diciamo che questa settimana, al netto di tutti i vari temi che sono inseriti, come appunto questo ultimo che ti ho detto, dall'opposizione, il testo, diciamo, di maggioranza più importante è il primo che ti ho citato, quindi la riforma dell'ordinamento forense sarà, diciamo, la proposta più importante. Poi ci sono una serie di altre cose, vedremo quante ne discuteremo, però quello è il tema principale della settimana, in attesa, come dicevi tu, che non ci siano altre novità. Però insomma per adesso il calendario è questo.
Certo, e noi naturalmente ascoltando Radio Libertà, lo sapete, vi teniamo sempre informati con quotidiane finestre insieme al Parlamento. Grazie davvero al capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, buona settimana. Grazie Sammy, un saluto a tutti. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che vi porta ancora per un attimo sul quotidiano Il Giornale, perché a pagina 15 un paradosso dell'estate che però noi amiamo è che non ce l'aspettavamo. Col cherosene alle stelle, voli in saldo in Europa. Il paradosso dell'estate. Insomma, nonostante l'Iran, il turismo è in crescita del 4% e dalle compagnie aeree arrivano ribassi fino al 70%. Perché? Perché c'è meno richiesta e quindi i prezzi scendono. Che uno dice: ma come? Non eravamo lì a piangere, non c'è più cherosene per gli aerei. No, adesso il cherosene è arrivato, fa dei giri strani, ma arriva. E è partita la guerra delle offerte low cost. Sconti per 27 delle 50 più importanti rotte nel Mediterraneo, tra queste anche quelle per le isole e il sud Italia. Cioè, attenzione, dove prenotate perché potreste arrivare a risparmiare anche il 50%. E noi che dicevamo, cavolo, chissà se riusciremo ad andare in vacanza. Interessante, ma dipende dalla tratta. Tu dici, ma c'è compreso anche il volo del ritorno? Che spiritosi! Ma certamente spirituosen. Tra poco apro le linee. Intanto scrivetemi al 340 6709 659 perché la mia rassegna stampa si avvale sempre del vostro pensiero. È forse la cosa più bella, sentire il vostro pensiero in diretta. Faccio in tempo a leggervi anche il Corriere della Sera che scrive: Trump congela l'intesa. Vedete anche la diversità da quotidiano a quotidiano, praticamente non si è ancora deciso nulla e quindi ognuno scrive quello che vuole, ma il Corriere anche nel cartaceo, oltre che sul sito internet, ha questa bella meditazione che ci fa cominciare la settimana con un ottimismo superiore. Cosa succede se riapre Hormuz? La risposta? Il traffico mercantile non tornerà alla normalità e il prezzo del petrolio calerà ma non crollerà. Crollerà, quella lì. Cioè, in poche parole, sarà tutto come prima. Ecco tutte le incertezze che comunque restano. Cosa devo dirvi? Io compro il Corriere e poi muoio. Com'è sta cosa? Sì, è tutta così. È perché ci vuole tempo, perché qui, perché là, te lo spiega. La raba e la fava, tutto quanto precisamente spiegato. Poi, nella pagina successiva, siamo a pagina 9, c'è Pichetto Fratin che dice: se ci sarà accordo, valuteremo insieme la nuova riduzione di accise e prezzi. Puntiamo sul green, ma serve il nucleare. Pichetto Fratin va avanti con questa litania perché c'è gente che non vuole capire che senza il nucleare non andiamo da nessuna parte, perché dobbiamo aspettare il vento, dobbiamo aspettare il sole, eccetera. Ci deve essere un mix di tutto questo. Rincara la dose poi il Corriere perché oggi è lunedì e lunedì è anche il giorno della Gabanelli. A pagina 11 la Gabanelli ci racconta chi controlla i 7 stretti, dove si paga e a chi. È comunque curioso sapere a chi dobbiamo pagare per passare. Le merci transitano da un continente all'altro via nave, violato per la prima volta il diritto alla libera navigazione. Quali possono essere le conseguenze sul commercio globale? Quindi si parte da queste 7 porte d'oro con lo stretto sul Bosforo, il passaggio, quanto costa, lo stretto di Hormuz, quello di Gibilterra, il canale di Panama, lo stretto di Malacca, ma anche lo stretto di Bab el-Mandeb, il canale di Suez, quelli che si pagano, dove bisogna pagare il pedaggio all'Egitto. Io non lo sapevo, per passare dal canale di Suez, petroliere, porta container, 1 milione di euro, mercantili circa
300.000, siamo in dollari, fanno lo sconto, certo. Lo stretto di Malacca è libero, sappiatelo. È comunque interessante oggi sapere dal quotidiano Il Corriere quanto e dove si paga. Giro di nuovo la pagina. E la notizia che c'è anche sul sito elettronico è quella da Piacenza: il primario e le accuse di abusi, almeno 8 le vittime nel reparto. Siamo a Piacenza, l'indagine chiusa su questo Michieletti, si parla di 10 anni di violenze su un'infermiera. Emanuele Michieletti, 61 anni, ex primario di radiologia all'ospedale di Piacenza, il 6 maggio 2025 è stato arrestato per violenza sessuale e stalking ed è rimasto ai domiciliari per circa 6 mesi. La cosa incredibile è che è stato poi, tra virgolette, riabilitato, nel senso che può continuare a portare avanti il suo lavoro, certo in strutture private. Le scuole primarie aperte il 31 di agosto, paginone quest'oggi sul pagina 24 del Corriere. In Emilia Romagna l'esperimento in 42 comuni e albergatori e bagnini protestano. Un danno per noi, insomma una piccola grande rivoluzione che parte dall'Emilia Romagna, come già successo quando si tratta di servizi per l'infanzia e di sostegno alle famiglie, e portare i bambini in Emilia Romagna è la soluzione migliore, i prezzi, l'accoglienza, il cibo, ma anche l'organizzazione sulle spiagge. Ragazzi, io i primi anni dei miei figli Tabata e Elia eravamo sempre a Gatteo Mare, che suona già bene perché Gatteo, gatto, piace al bambino. Scuole primarie aperte già dal 31 di agosto, questa è l'ideuzza che hanno avuto in parecchie scuole dell'Emilia Romagna, una sperimentazione per ora destinata a diventare progetto stabile nel 2027, con grande sollievo delle famiglie in uno fra i periodi più critici sul fronte della conciliazione vita-lavoro, ma con il disappunto degli operatori turistici, specie quelli romagnoli, preoccupati che la scuola anticipata tolga loro i clienti. Che ne pensate voi? È una roba da fare? 340 67 09 659. Scrivete al Semmivarin, ma adesso telefonate al Semmivarin, perché alle 9:19 io, per chi mi segue in diretta, apro le linee. Chi mi chiama allo 02 92 94 7222 può commentare i fatti del giorno. Qualunque argomento, ok? E chiaramente a corroborare questo ci sono nel frattempo i vostri WhatsApp arrivati al 340 67 09 659. C'è anche un messaggio audio. Partiamo proprio da questo. Ciao Sammy, Pietro. Hai detto che quando si va al governo poi bisogna fare i bravi. Ho capito, allora cosa servono le elezioni? Se prometto certe cose, poi vado in Parlamento, non posso metterle in atto, che senso ha andare a votare? Facciamo comandare quelle del PD, che loro sono bravi, sono i migliori e via. Fra un po' comanderanno i musulmani, siamo contenti così. Ciao. Eh sì, caro, è una verità molto, molto dura, molto scomoda, però giustamente io non ho segreti per voi. La sensazione che io è quella, soprattutto capisci a me, perché c'è qualcuno che ci guarda sia di là, che è l'Europa, e sia lassù, che è il Presidente della Repubblica. L'importanza di avere un Presidente della Repubblica che non sia comunista, ad esempio, perché altrimenti ci guarda e come? Pensa quante leggi sono state portate avanti da questo governo di centrodestra e poi sono state non affossate assolutamente, ma annacquate da una certa Presidenza della Repubblica e anche da certi alleati all'interno del centrodestra. Chi tradisce il proprio paese, anzi ne pianifica l'invasione, è un nemico. Come tale ne deve subire le punizioni. Galera anche ai politici, ci scrive l'Antonia, oggi incazzata nera. Ma sentiamo le vostre voci, dai, in diretta 029294 7222. Pronto? Pronto, buongiorno Lisetta. Ciao. Buongiorno signor Semmi. Altro argomento. Allora, l'argomento che voglio dire io è riaprite le edicole. Allora, signor Semmi, mentre passeggio per le vie del mio paese, vedo sempre più negozi chiusi e serrande abbassate, per non parlare delle edicole che sono quasi tutte introvabili.
ovunque, sia in periferia sia nel centro storico, scritte, vendesi e affittesi, ma nessuno subentra. Allora io dico, perché i giovani non fanno più questi mestieri? Tutto qua, la saluto, buona giornata. Giusto. Molto spesso io dico alzate il culo, andate a comprare un quotidiano, almeno uno alla settimana, ma bisogna trovare l'edicola e bisogna capire anche che cosa dice l'edicolante. Poi ci sono altre edicole, la Madonnina, eccetera. Anche quelle stanno sparendo perché c'è qualcuno che non le vuole o le lascia lì tutte bruciacchiate e distrutte. 0292947222. Voglio sentire i vostri pareri sull'attualità di oggi. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buondì. Ieri sera parlavo con la mia signora, che è un estremista, e mi diceva: Marco, ma visto cosa sta succedendo nelle scuole, che i ragazzi picchiano gli insegnanti e gli insegnanti non li denunciano, che le scolaresche delle elementari vengono portate nelle moschee, ma il Ministero dell'Istruzione che cosa fa? Valditara non può fare niente per evitare che questo accada. Ovvero, io mi ricordo che da bambino io ho fatto le scuole nel milanese, da piccolo, fino alla prima media, e mi ricordo che una volta ci hanno portato alla Certosa di Pavia, una volta ci hanno portato a vedere il Duomo di Milano, ma prima i genitori venivano avvertiti. Adesso pare invece che le scuole, almeno da quello che si è capito, non avvertano le famiglie, perché se le famiglie dicono noi non ne sapevamo niente, vuol dire che l'istituto scolastico non ha avvertito le famiglie. E il Ministero che cosa sta lì a fare? Questo è quello che mi diceva ieri sera la mia signora. Ti saluto Sammy, grazie. Sempre buone meditazioni, chiamando 0292947222, commentate le notizie del giorno e l'atmosfera che respirate quest'oggi. Pronto? Sì, pronto, mi senti? Chiamo da Trieste, ciao. Ciao. Ascolta, tu dici sempre che Vannacci dice le stesse cose della Lega, ma probabilmente la Lega non dice più le stesse cose. Quindi lasciamolo perdere, che faccia il suo corso, comunque darà una mano alla destra in qualche modo. Quindi lasciamolo perdere. E poi tu magari direi che dico sempre le stesse cose, ma guarda che la flottilla non è che volevano fare sceneggiate, volevano solo mettere in evidenza la situazione di quel popolo palestinese che vive nelle tende, in mezzo ai ratti, in mezzo alle cioè, insomma, dico, è una cosa seria, non è da sottovalutare, insomma, no? Non facciamo sceneggiate su questo. Quello veramente è un popolo abbandonato, dai, ciao. Grazie, assolutamente sì. La sceneggiata mi sembra che l'abbiano fatta quelli della flotilla, ecco. Poi, ripeto, ci sono le vie di mezzo, come dico sempre, la verità sta nel mezzo, non si può dire comunque che non gli abbiamo dato una bella importanza, i grossi e grassi mass media da una settimana che celebrano la flotilla. E come vedete la situazione è cambiata completamente, ora nella striscia di Gaza stanno tutti bene, non ci sono più problemi. 0292947222, chi vuole andare in diretta deve chiamare adesso perché mi dicono le linee sono libere. Non succede spesso, quando succede vuol dire che normalmente il centralino è saltato, quindi formate lentamente il numero 029294 7222. Ciao Sammy, la frase che l'Europa bisogna cambiarla dall'interno mi pare che sia stata smentita dalla Meloni e dal governo attuale. Devi proprio uscire dall'Europa perché finché sei dentro devi stare zitto e subire tutte le stronzate e le ingiustizie contro l'Italia che ci stanno mandando in fallimento. È vero Dani, è il discorso che ti facevo prima, che anche quello più tosto e incredibile che va al governo e poi deve stare entro limiti perché altrimenti ti guarda dal collo, ti guarda l'Europa. Certo, stiamo aspettando che si sgretoli questa Europa e ci stiamo dando da fare perché si possa sgretolare.
o rifondare l'Europa. Decidete voi quello che preferite. La povera famiglia del Bosco è stata abbandonata dal governo. All'inizio tutti solidali, adesso tutti zitti e nessuno fa un cazzo. Se veramente si mettesse d'impegno la Meloni, forse sarebbero già liberi. Questo è il segnale dell'impotenza di questo governo. Dani, l'unico che è andato a trovarli mi sembra sia stato Matteo Salvini, o no? Mi sbaglio? Un'idea per incentivare le persone ad andare a votare? Un sacchetto regalo con un pacco di pasta, una di sugo in regalo per chi vota. Questa è bellissima. Io però preferisco il biglietto della lotteria. Secondo me costerebbe di meno. La vogliamo dare ufficialmente questa idea? Si può fare una proposta di legge? Parlo con qualche parlamentare che mi segue. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Walter. Quando c'è il buco io mi sentivo sempre. Bravo. Una malattia. Bravo. Volevo dire questo: il biglietto della lotteria c'era anche chi lo proponeva per andare a farsi vaccinare, quindi non è un'idea brillantissima. Cassato subito. La seconda cosa è questa: ma questa flottiglia perché l'IDF e il governo di Israele la blocca? Io li farei arrivare tranquillamente a Gaza, anzi li scorterei fino a Gaza. Poi li faccio entrare a Gaza, tutti belli, festosi, ballerini, tutti quanti, chiudo i cancelli, li lascio lì 5 o 6 mesi, così vedono come si divertono sotto Hamas. Poi all'amico di Trieste che chiama, le idee diverse sono sempre, si sentono sempre con piacere. Però ricordo che i finanziamenti che sono partiti dall'Europa verso la Palestina, partendo da Arafat in giù, li abbiamo visti anche nella fuga dei tunnel di questi topi di fogna dei capi di Hamas, che scappavano con i sacchi neri della pattumiera pieni di quattrini e con le mogli che avevano borse da decine di migliaia di euro. Allora non diciamo che noi dobbiamo aiutare questi muoiono di fame, muoiono di fame perché avevano Hamas, e forse lo hanno ancora, che li tiene sotto scacco. Io ricordo che un palestinese con i controcoglioni ha fatto una manifestazione contro Hamas, lo hanno preso, i gentiluomini di Hamas, lo hanno fatto a pezzi, letteralmente tagliato a pezzi, e lo hanno gettato davanti alla porta di casa sua. Allora, quando si parla di Palestina è un discorso, ma ricordiamoci che la Palestina non è gestita dal popolo, è gestita dai dittatori peggio degli ultradittatori, perché quando uno non ha il cervello e gli metti in mano il mitra, sappiamo benissimo cosa fa. Quindi non è vero che i soldi alla Palestina non sono andati, si legga la storia di Arafat e della bionda che lo coltivava. Lo lega però il libro di su Arafat, che è interessantissimo. Ciao Sammy. Sempre grazie ai nostri commentatori, i veri editorialisti, quelli che non si trovano facilmente sul mercato. La flottiglia, tutto pronto dopo i girotondi e le sardine, ora sono loro, il movimento per le elezioni 2027, scrive Maurizio. E poi me ne vado, tra poco c'è l'editoriale del nostro direttore Sallusti, poi si parla di America, poi Giulio Cainarca, e poi alle 11 ritorna Sammy Varin con la seconda parte della nostra controinformazione Potere al Popolo. Oggi ospiterà un musicista, compositore, ingegnere del suono, Sabino Valerio, autore di colonne sonore, ma avremo anche i bacchettoni, Matteo Orlando sul sito informazionecattolica.it. A mezzogiorno, come ogni lunedì, arriva la belva civile e quindi il parlamentare della Lega che ci tiene compagnia con le sue meditazioni. Grazie per il momento del gentile ascolto, a Francesco per la regia. Ci ritroviamo più tardi.